Gentili signore e signori, buonasera a tutti voi e benvenuti al premio Paolo Rizzi, giornalismo, arte, cultura e società. Si tratta di un premio che è giunto alla sua 14ª edizione ed è stato istituito nel 2010 per ricordare la storica firma del Gazzettino, il giornalista Paolo Rizzi, che è stato capo redazione di Venezia per diversi anni, critico d'arte di quella testata su cui ha scritto per tutta la vita. Grazie all'associazione Paolo Rizzi che promuove questo premio, nel corso del tempo è cresciuto e si è evoluto fino alla forma attuale. Perché siamo qui a Venezia? Chi ha avuto la fortuna di conoscere Paolo Rizzi lo sa, c'è un profondo legame tra il giornalista Rizzi e la città di Venezia. Qui ha trascorso tutta la sua vita e si è nutrito della bellezza di questa terra, offrendole in cambio ciò che meglio sapeva fare e che era la sua passione, ovvero scrivere, non solo a Venezia ma a chiunque nel mondo abbia letto i suoi articoli e le sue opere. Quale luogo migliore dunque che la Scuola Grande di San Rocco per rendere omaggio a Paolo Rizzi? Siamo in un tempio dell'arte, un tripudio soprattutto dell'arte pittorica grazie al ciclo decorativo realizzato da Tintoretto che sembra quasi abbracciarci all'interno della sala capitolare che ci ospita. I padroni di casa qui sono i membri dell'Arciconfraternita di San Rocco che qui trova la sua sede storica dal 1515. Invito quindi a darci il benvenuto l'ingegner Alfredo Baroncini, cancelliere dell'Arciconfraternita di San Rocco. Signor Presidente, signore e signori, sono Alfredo Baroncini, cancelliere della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco e vi porgo i saluti del Guardian Grando, architetto Franco Posocco, che, suo malgrado, non ha oggi potuto essere presente a questo prestigioso ed ormai consueto appuntamento che, se non erro, si svolge ormai da un lustro in questa nostra sala del capitolo. Vi porgo anche il saluto della Cancelleria e dei confratelli tutti, che sono ben lieti di ospitarvi e vi congratulo con i validi vincitori. In questa sala, decorata con centinaia di metri quadrati di dipinti di Jacopo Tintoretto, non posso che porgere un saluto speciale alla scrittrice Melania Mazzucco, che lo ha raccontato in 2 suoi bei ed interessanti romanzi. Auguro a tutti voi buon lavoro
e vi ringrazio di essere qui riuniti. Buonasera a tutti. Ringraziamo l'ingegnere Alfredo Baroncini, cancelliere dell'Arciconfraternita. Nelle sue prime 10 edizioni il premio si è dedicato alla carta stampata con un concorso aperto ai giornalisti iscritti all'Ordine Nazionale. Oggi questo premio prevede una formula che oltre al giornalismo guarda anche ad altri valori e settori perseguiti nel suo lavoro e nella sua vita da Paolo Rizzi, ovvero quelli della cultura, dell'arte soprattutto e anche dell'ambiente e conseguentemente della società. Ogni anno da 14 edizioni a curare il premio è l'associazione Paolo Rizzi, che oggi è presieduta da Piergiorgio Baroldi, che invito a raggiungermi. Commercialista iscritto all'Ordine di Venezia, appassionato d'arte, con ruoli in varie istituzioni sia professionali sia artistiche, Piergiorgio Baroldi è sin dal 2015 componente del consiglio direttivo dell'associazione che oggi guida. Grazie, buonasera a tutti. Autorità, cari ospiti, cari amici, con grande piacere e profonda gratitudine vi porgo il benvenuto alla 14ª edizione del Premio Rizzi. Questo evento, giunto ormai a una fase matura, rappresenta non solo un momento di celebrazione del talento e dell'impegno, ma anche una opportunità per riflettere sulle sfide e sulle prospettive del nostro tempo. Anche quest'anno siamo particolarmente onorati di svolgere la cerimonia in un luogo tanto suggestivo quanto significativo, immersi tra capolavori ineguagliabili. Questo spazio non è solo un tempio della bellezza artistica, ma anche un simbolo di come l'arte possa attraversare i secoli e continuare a parlare al cuore e alla mente delle persone, anche in tempi di incertezza. In un mondo sempre più complesso e globalizzato, il cui centro del dibattito pubblico sono le crisi internazionali, la salvaguardia dell'ambiente e il dialogo culturale, è più che mai necessario dare voce e riconoscimento a coloro che, con il loro lavoro, la loro dedizione, contribuiscono a illuminare queste tematiche. Frutto delle scelte della nostra prestigiosissima giuria, oggi abbiamo quindi l'onore di premiare 3 figure straordinarie che incarnano l'eccellenza nei rispettivi campi. Federico Fubini, per il giornalismo, con la sua penna acuta e il suo impegno come vice direttore del Corriere della Sera, ci ha guidato attraverso i labirinti dell'attualità, fornendoci strumenti di comprensione indispensabili per navigare le complessità del nostro presente. Melania Mazzucco, per l'arte e la cultura, con la sua arte narrativa e drammaturgica, continua a dar voce alle storie umane, trasmettendo il valore intramontabile della cultura come strumento di riflessione e crescita collettiva. Sammy Basso, per la società, biologo e ricercatore, ci ricorda, col suo esempio e la sua lotta per la sostenibilità, quanto sia cruciale il nostro impegno verso il pianeta e le generazioni future. Oggi, mentre ci troviamo di fronte a sfide globali senza precedenti, dalla crisi climatica alle grandi tensioni geopolitiche, immersi nella trasformazione digitale, è fondamentale che il mondo dell'arte, della cultura, del giornalismo e della scienza lavorino in sinergia per offrire una visione chiara, critica e costruttiva della realtà. In questo spirito di dialogo e condivisione vi invito quindi a unirvi a noi per celebrare questi straordinari protagonisti del nostro tempo, nella speranza che il loro esempio possa ispirare ciascuno di noi a contribuire con il nostro operato quotidiano alla costruzione di una società più giusta, consapevole e solidale. Buona serata a tutti voi. Riprendo le parole del presidente Piergiorgio Baroldi.
protagonisti del nostro tempo, i premiati, così come protagonista del suo tempo è stato Paolo Rizzi. Lo dicevamo, un legame profondo con questa città. Tra i vari regali che le ha fatto c'è anche la pubblicazione del 1982 realizzata insieme ad Enzo Di Martino, Storia della Biennale, nella quale Rizzi si fece autore di un approccio critico nuovo rispetto a questa rassegna internazionale. Oggi la città di Venezia rende omaggio a Paolo Rizzi anche attraverso la presenza a questa cerimonia dell'amministrazione comunale di Venezia, rappresentata dall'assessore Michele Zuin, che invito dunque per porgerci il suo saluto. Buonasera a tutti, onorati ospiti, porto i saluti del sindaco Luigi Brugnaro e di tutta l'amministrazione comunale della città di Venezia. È con rinnovato piacere che ci troviamo qui, in questa, l'abbiamo detto tutti, in questa meravigliosa sala dove il Tintoretto ha saputo fondere con la sua straordinaria pittura e religiosità la cultura e l'arte, una cosa veramente meravigliosa. È per me un grande onore e un profondo privilegio essere qui oggi per celebrare il talento e l'impegno straordinario di giornalisti, artisti, pensatori e attivisti che contribuiscono in modo significativo alla nostra società attraverso queste discipline. Saluto il Presidente e amico collega professionista Pier Giorgio Baroldi, il curatore Damiano Rizzi e ancora il Presidente di giuria, il caro amico Vittorio Pierobon, e comunque tutta la giuria e gli organizzatori del premio Paolo Rizzi. Le discipline oggetto del premio sono uno spaccato importante della nostra società. I giornalisti hanno il difficile ruolo di informare il pubblico in modo obiettivo, accurato e tempestivo e ci tengono informati sulle sfide che affrontiamo. È anche una forma di responsabilità sociale, poiché le informazioni che i giornalisti diffondono hanno il potere di influenzare opinioni, decisioni politiche e comportamenti pubblici. Questo premio rappresenta un riconoscimento non solo del loro impegno instancabile, ma anche del loro coraggio nel porre domande difficili e nel difendere la libertà di stampa. L'arte ha il potere di abbattere barriere e unire le persone, oltrepassando differenze linguistiche, etniche e religiose. L'arte è un linguaggio globale, capace di rivelare verità profonde e di farci riflettere sul nostro ruolo nel mondo. La cultura invece è l'insieme delle espressioni artistiche, letterarie, filosofiche e scientifiche di un popolo. È il tessuto che ci collega con il nostro passato. Questo premio riconosce l'importanza di coloro che ci ispirano, ci fanno riflettere, ci spingono ad esplorare nuovi orizzonti attraverso la creatività. La società invece è l'espressione complessa e dinamica dell'interazione tra individui, culture e istituzioni. È il luogo dove l'essere umano si realizza come parte di un collettivo, ma anche dove si trovano le sfide più significative per il suo sviluppo. La società si evolve grazie agli individui che si ergono come voci del cambiamento. Questi premi sottolineano il loro impegno eroico per una società migliore. Oggi, mentre celebriamo questi straordinari individui e le loro imprese, ricordiamoci che il loro lavoro è un faro di luce in un mondo spesso complesso e sfidante. Ognuno di noi può trarre ispirazione da ciò che vediamo qui oggi e contribuire al progresso della nostra società. Grazie a tutti i premiati e per la vostra dedizione e impegno. Continuate a ispirarci con il vostro lavoro straordinario e insieme possiamo costruire un mondo migliore per tutti e mi pare che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno. Grazie. Ringraziamo l'assessore del Comune di Venezia, Michele Zuin. Questo premio è arrivato anche alla Regione del Veneto a far parlare di sé e con l'invito al Presidente Luca Zaia, il quale si è rammaricato per non poter essere presente con noi quest'oggi per concomitanti impegni istituzionali, ma ci teneva a far avere un saluto e una riflessione su questa occasione. Vado a leggervi la lettera del Presidente.
Questo prestigioso riconoscimento non solo celebra la memoria di un illustre giornalista e critico d'arte, ma rappresenta anche un faro di eccellenza culturale nella nostra regione. Desidero esprimere le mie congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento. Il vostro impegno e la vostra dedizione sono fondamentali per mantenere viva la figura di Paolo Rizzi e per promuovere la cultura e l'arte, valori essenziali per la nostra comunità. Il premio è diventato un'occasione per riflettere sull'importanza dell'arte e della critica nella nostra società. Grazie a iniziative come questa possiamo continuare a valorizzare il patrimonio culturale della nostra regione e a ispirare le future generazioni. Congratulandomi con i vincitori, concludo porgendo a tutti i presenti i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali, firmato Dottor Luca Zaia. Ed ora arriviamo al momento di parlare della giuria. Questo premio vanta una giuria composta da personaggi di levatura che sono guidati nel loro lavoro dal presidente che ricopre questo ruolo da diversi anni e che ora invito a raggiungermi non senza presentarlo. Veneziano d'acqua e trapiantato nella Venezia di terra, giornalista potremmo dire da sempre, presidente della giuria appunto sin dalla sua prima edizione. Ha svolto l'intera carriera al Gazzettino da collaboratore a vice direttore, passando per un lungo periodo come capo delle redazioni a Venezia e a Mestre. È stato anche presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Vittorio Pierobon. Buonasera e grazie per la partecipazione numerosa, nonostante la giornata non sia delle più favorevoli. Essendo già la 14ª volta che mi trovo in questa situazione a presentare il premio, devo stare attento a non ripetermi. Quindi per non sbagliare, non dico chi era Paolo Rizzi, l'ha detto benissimo Claudia, non parlo dell'associazione, ne ha già accennato il Presidente, non parlerei neanche tanto della giuria perché è la stessa dello scorso anno, però in realtà devo dire delle cose sulla giuria. Devo dire intanto che è una giuria straordinaria formata da fuori classe, da numeri uno, da grandi personaggi che nella loro attività professionale sono al vertice di importanti istituzioni. Però tutte persone che hanno accettato di far parte di questa giuria con grande generosità, con grande spirito di amicizia, in maniera assolutamente volontaristica e di questo ne sono riconoscente. Devo anche dire, questa è un po' una battuta, che stare in giuria al premio Rizzi fa fare anche carriera. Per esempio il sovrintendente Ortombina lo scorso anno era sovrintendente della Fenice, adesso è predicato di diventare anche sovrintendente della Scala di Milano, quindi una bella nuova sfida. Lo stesso un altro caso di non promozione ma di ulteriore incarico di prestigio riguarda l'architetto Amerigo Restucci, che da pochi mesi è stato nominato primo procuratore della Basilica di San Marco, ruolo che per Venezia è importantissimo. Con gli amici e colleghi della giuria quest'anno ci eravamo anche riproposti di restare nella scelta dei vincitori, tratti da una rosa molto, molto prestigiosa e molto importante, di restare sempre secondo quello che è il nostro filo conduttore, cercare personalità che nel proprio campo abbiano aiutato a dare luce, chiarezza sui fatti della società in cui viviamo, perché paradossalmente, pur vivendo nella società della comunicazione di massa, della comunicazione in tempo reale, dei social, c'è tanto bisogno di avere qualcuno che ci aiuti a fare chiarezza sull'oggi e anche a volte sul passato. Un'altra cosa che ci eravamo riproposti con la giuria, e qui veniamo alla presentazione dei premiati, era quella di evitare in qualche modo di caratterizzare il premio anche con il tema della guerra. Il premio si lega all'attualità e purtroppo l'attualità in questi anni è molto legata alla guerra, anzi direi alle guerre.
E difatti in passato abbiamo avuto Giovanna Botteri, Francesca Mannocchi, Lucio Caracciolo, Emergency, che è ugualmente legata allo scenario bellico. Quest'anno abbiamo detto puntiamo su un economista, un uomo che ci aiuti a capire le dinamiche socio-economiche del mondo e che lo fa da molti anni con grande chiarezza, qual è Federico Fubini. Ecco, allora ho detto chiamiamo Fubini e non parliamo tanto di guerra. Ecco, Fubini oggi non c'è perché è bloccato, e sapete dove è bloccato? In Ucraina, quindi adesso ci collegheremo con lui dall'Ucraina e ovviamente dovremo anche domandargli come vanno le cose lì. Per quanto riguarda poi la sezione cultura, anche qui c'erano candidature molto, molto importanti, ma dicevamo che cerchiamo personaggi che facciano luce sul presente e sul passato. C'è una grande scrittrice, Melania Mazzucco, che è qui davanti a me, che ha fatto luce sul passato scrivendo degli importantissimi libri su personaggi che hanno vissuto in altre epoche. La Mazzucco non ha bisogno di presentazioni, è plurivincitrice di premi, le manca il campiello però. Chissà che Rizzi, il premio Rizzi sia una tappa verso il campiello. E qui gioca in casa, perché lei ha scritto 2 fantastici volumi dedicati alla storia del Tintoretto. E questa qui è la casa del Tintoretto, il tempio del Tintoretto. Quindi ci sembra giusto riconoscere alla vestale del Tintoretto questo premio, e quindi lei sarà la premiata per la cultura. L'ultimo premiato, che forse è meno noto anche perché è molto giovane, è il più giovane premiato nella storia del Rizzi, non ha ancora 30 anni, però ha fatto delle cose importantissime, sia nel campo dello studio e della ricerca, ma soprattutto, parlo di Semibasso, soprattutto sta dando una dimostrazione di forza, di tenacia, di orgoglio, che è un esempio per tutti noi e soprattutto per i suoi coetanei. Io lo definisco un piccolo, grandissimo uomo. Ecco, con questi 3 protagonisti del premio, fra un po' ci siederemo e discuteremo. Adesso però magari parliamo della giuria, presentiamola. Certo Vittorio, allora io farei un cambio di posto con te, ti inviterei a venire al centro del palco per accogliere gli amici e colleghi che fanno parte della giuria, mentre io vado a chiamarli facendo anche una breve presentazione. Parto dalla storica dell'arte, intanto chi si riconosce può già avvicinarsi, già presidente del MART e della Fondazione Musei Civici di Venezia, Gabriella Belli, e finché la attendiamo noi facciamo partire anche un video che ci parla della giuria. Ed ora proseguo con il giornalista già caporedattore RAI del Veneto e consigliere dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Beppe Gioia. Presidente di Ateneo Veneto, prima donna a ricoprire questo incarico, magistrato, già presidente del Tribunale di Verona, Antonella Magaraggia.
Architetto e accademico, attualmente presidente dell'Istituto regionale per le Ville Venete e primo procuratore vicario di San Marco, già rettore dell'Università di Architettura di Venezia, sta arrivando Amerigo Restucci. Giornalista, già responsabile delle pagine culturali della Stampa, presidente del premio letterario Cesare Pavese, presidente del Polo del Novecento di Torino, Alberto Sinigaglia. E infine invito anche il curatore del premio, Damiano Rizzi. E il cognome ce lo fa comprendere, è stato tra i fondatori dell'associazione della quale è presidente onorario. Adesso torna vicino a me Vittorio Pierobon perché non sono presenti con noi quest'oggi, ma vogliamo menzionare anche altri giurati, vero Vittorio? Sì, ci sono tre last minute. Paolo Baratta, questa mattina, lui era arrivato da Roma ieri, questa mattina è dovuto rientrare a Roma per problemi che non poteva assolutamente rinviare. Si scusa tantissimo e vi prega di salutarvi. La rettrice Tiziana Lippiello invece è a casa con la febbre, l'influenza e quindi è rimasta al caldo. Si scusa anche lei, ovviamente, si scusano tutti, come si scusa il maestro Ortombina. Oggi, proprio oggi, comincia la tournée dell'Orchestra della Fenice in Corea e quindi ha dovuto optare per la Corea. Bene, ritorno il microfono a Claudia. Ed ora siamo pronti per arrivare al momento centrale della nostra cerimonia e quindi andiamo a conoscere meglio i nostri tre premiati. Lo facciamo con un contributo della regia che ora vedremo. Fin dagli inizi, comunque, Giacomo si presenta come una personalità plurima, una galassia di pittori. In lui convivono diverse identità, fra loro antitetiche e contraddittorie. La sua versatilità, il suo talento, il suo oltranzismo sono evidenti, ma chi sia davvero e che genere di pittore voglia diventare non è chiaro, forse nemmeno a lui. Tintoretto, alla prima occasione che ha per guadagnarsi uno spazio pubblico di grande visibilità, fa un quadro che si può definire una specie di fuoco d'artificio, un'esplosione, Il miracolo dello schiavo alla Scuola Grande di San Marco. Un quadro talmente rivoluzionario che lasciò tutti i contemporanei a bocca aperta. Prima di questo quadro Tintoretto aveva avuto un lungo apprendistato, di cui in realtà noi sappiamo anche abbastanza poco, perché la leggenda ci dice che Tintoretto viene cacciato dalla bottega di Tiziano quando è ancora bambino, perché il grande Tiziano si rende conto che questo piccolo ragazzino apprendista di 14-13 anni sa disegnare così bene che un giorno forse potrà fargli ombra. Se è vero questo, dal punto di vista militare, che cosa gli interessa ai russi? Dividere l'Europa? Allora, se uno guarda il bilancio della Russia capisce che paese è. Questo è uno dei paesi, diciamo, nell'area, tra i grandi paesi del mondo che spende meno in sanità, in educazione, per esempio edilizia per le classi popolari, che spende meno per la società russa, che è in povertà malgrado le incredibili ricchezze, ed è una delle società al mondo, tra i 15-20 più grandi paesi, dopo l'Arabia Saudita e forse Israele, è quello che spende di più in spesa militare. Cioè, questo è un regime che ha modernizzato l'esercito invece della società. Sammy non solo accetta la sua fisionomia, ma sa anche come giocarci. E nel New Mexico c'è un luogo che sembra fatto apposta per questo. È arrivato finalmente il momento che stava tanto aspettando. Sammy convince i genitori a fare una deviazione verso sud, verso Roswell.
spiegare alla fine cosa siamo venuti a fare a Roswell? Cosa è successo di tanto importante? Cosa è successo di tanto importante? Tutto e niente. Nel 1947 è caduto un presunto UFO. Forse. Una presunta strana aliena. Dunque se fosse vero è successo tutto. Se non fosse vero non è successo niente. Lì cosa potremmo trovare? C'è qualcosa? Da vedere? Allora, nella peggiore delle ipotesi potremmo essere rapiti dagli alieni. La migliore volevi dire? La migliore, sì, scusa. Ok. Muovite malissimo. One day where I thought I was an alien, I told you to get a costume and dance with me. We're not quite a good dancer. I told you that I think it doesn't matter. Poi siccome certi mi considerano un alieno, ho sempre preso la mia rivincita sul mondo. Dove sei la mia astronave? He lost his starship. Already among you. We are already among you. L'alieno va in gabinetto. Una vecchietta, Sam è andato in mezzo a degli alieni e lei si è messa a guardarlo. L'ha guardato, vabbè, si è girata, Sam mi ha preso e è corso via. Io sono andato dalla signora e le faccio: ma hai visto anche tu l'alieno che era lì in mezzo? E si gira. E non l'ho più visto, ho preso una paura, ma che ridere. Eccoti qua. Nice to meet you. Akbaruklanama. Telefono casa perché è tanto che non mi sente, capito? Telefono casa. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less. Quando l'intelligenza si accompagna all'ironia e anche all'autoironia, verrebbe da dire in questo caso. Grazie Sammy. Ed ora procedo con il dare lettura delle motivazioni di queste premiazioni e subito dopo a invitare quindi i premiati a raggiungerci sul palco. Parto dalla motivazione per il premio Rizzi 2024 per la sezione Arte e Cultura. Melania Mazzucco è da tempo ai premi avvezza e nelle motivazioni di quelli già ricevuti sono illustrate le diverse qualità del suo lavoro letterario, le sue capacità creative e narrative e tutte le virtù di una persona nata per scrivere. Tra le sfide affrontate, quella del coniugare immaginazione a ricerca storica, in particolare sulla vita di alcuni grandi artisti. Le tante carte d'archivio studiate con assidue ricerche e lo studio delle opere degli artisti creano il vasto universo di riferimenti dai quali con coraggio trae la sua opera che narra di una possibile vita in un tempo e in un ambiente ricreato come verosimile. E possiamo rivivere l'irripetibile,
Tra artisti di cui ha narrato spicca, lo dicevamo, Jacopo Tintoretto. Nei suoi libri è vivo, come lo è nella sala capitolare della Scuola Grande di San Rocco, in cui ci troviamo, luogo di consegna di questo premio, mentre Venezia rinasce e ci coinvolge. Quello conferitole non è un premio letterario, piuttosto un segno di gratitudine nostra e della comunità veneziana, quanto di più simile a una cittadinanza onoraria. Signore e signori, Melania Mazzucco. Vedo che abbiamo in collegamento Federico Fubini. Buonasera. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Sì, la sentiamo. Io sono dove potete vedere, cioè nel treno di notte che mi sta portando. Sono appena partito da Kiev e dovrei arrivare domani mattina alla frontiera polacca. Mi scuso, ma ho passato questa settimana. Ecco, vi vedo tutti adesso. Ho passato questa settimana in Ucraina, dove sono stato a visitare alcune aziende, diciamo, sotto condizioni molto di sicurezza e confidenza. Federico, scusa. Mi sentite? Questo lo diciamo dopo, adesso facciamo prima la chiamata dei premiati con le motivazioni. Scusa, dopo riprendiamo. Prego. Sì. Intanto grazie a Federico Fubini di aver trovato il tempo e il modo di collegarsi con noi. La vediamo e la sentiamo chiaramente, speriamo che anche lei possa vedere noi e il bellissimo luogo in cui siamo. Ora procedo con il dare lettura del premio che le è stato assegnato per la sezione giornalismo Premio Rizzi 2024. Questo premio vuol segnalare persone che con la loro opera aiutano a comprendere il tempo che viviamo e le sue complessità. Disporre di riferimenti affidabili e coraggiosi è oggi più che mai una necessità per confermare la nostra appartenenza a una civiltà fondata su libertà e diritti. È questo infatti un momento di crescenti pericoli di falsificazioni, ma anche di omissioni, alterazioni e ingannevoli semplificazioni. Poche persone come Federico Fubini, per impegno sulle fonti, per dedizione allo studio delle realtà, per chiarezza di esposizione e per autonomia di giudizio, sono da annoverare tra coloro che con assiduità ci illuminano il presente. E il premio per la sezione giornalismo va a Federico Fubini. Ed ora passiamo alla sezione società, Premio Rizzi 2024, che va a Sammy Basso, colpito da una malattia rara, la progeria. Ha deciso, sostenuto da una grande fede, di sfidare il male e di dedicare la sua vita alla ricerca scientifica, trasformandosi in cavia di se stesso, cercando di aprire la strada verso nuove frontiere della scienza. Ancora giovanissimo, dopo aver conseguito la laurea in scienze naturali con una tesi sulle terapie per rallentare il decorso della propria malattia, a cui seguirà una seconda laurea in biologia molecolare, ha raggiunto elevati traguardi professionali e ha intrapreso con successo anche la carriera di scrittore. La forza di volontà, lo spirito di sacrificio, il coraggio che lo sostengono sono un grandissimo esempio a cui guardare con ammirazione e gratitudine e possibilmente cercare di imitare. Signore e signori, Sammy Basso.
Ed ora apriamo il nostro momento di dialogo, di scambio e riflessione insieme ai premiati, al nostro presidente di giuria Pier Giorgio Baroldi, a Damiano Rizzi e a tutti i giurati. Buon ascolto. Bene, riprendiamo, anzi iniziamo questo dialogo, questo salottino. Io così farò un po' il conduttore, ma non voglio prevaricare, quindi invito tutti gli amici della giuria a intervenire con domande, ma ovviamente la parola va ai 3 premiati. Per motivi di sicurezza, visto che il collegamento funziona ma non sappiamo quanto potrà durare, cominciamo con Federico Fubini. Io prima l'ho interrotto mentre stava spiegandoci cosa sta facendo, perché è chiaro che la curiosità ci riguarda tutti. Fubini in questo momento è in Ucraina. Cosa sta facendo un giornalista in Ucraina? Allora, intanto veramente grazie di questo premio che mi onora. Mi ha molto colpito sentire le motivazioni non solo del mio premio ma anche del premiato che è venuto dopo di me, e allora poiché in fondo credo che una buona regola di noi giornalisti è di non cedere mai all'egocentrismo di pavoneggiare se stessi e di esibire se stessi, ma invece di cercare di raccontare quello che merita di essere raccontato, di far capire quello che merita di essere capito e anche di rendere onore alle persone che meritano onore. Io vorrei raccontare un'esperienza che ho fatto ieri. Come vi dicevo, io sono venuto qua con l'intenzione di capire 2 cose. Uno, a che punto è la situazione della produzione di energia in Ucraina dopo i bombardamenti che continuano costantemente anche in questi giorni e prendono sempre di mira la capacità di produzione elettrica, in particolare del paese. Ma l'altra cosa che mi interessava capire è cosa succede agli ucraini, cioè come stanno cercando di difendersi da soli, non solo al fronte, ma con i prodotti che poi alla fine sono quelli fondamentali per resistere e vincere una guerra, che sono le armi. Dovete sapere che dall'inizio della guerra, mi sentite? Sì, sentiamo. Dall'inizio della guerra sono nate centinaia di imprese del settore della difesa, solo 250 sono quelle che producono droni. L'Ucraina è passata da produrre 0 a 2 milioni di droni militari all'anno, di diverso tipo, droni piccoli, droni più grandi, droni da ricognizione, droni da bombardamento, droni kamikaze che individuano con una telecamera l'obiettivo e gli vanno addosso, ma l'abbiamo viste queste cose. Quello che mi interessava era spero che mi sentiate, sono un po' di scambi nel treno. Ok. Scusa, il microfono un po' più vicino. Sì. Comunque. Allora, quello che mi interessava era di... così mi sentite meglio? Sì. Ok. Era di conoscere queste persone, quelli che hanno fatto queste 250 imprese, che si sono messi a volte in degli scantinati a fare droni, no? E allora ho passato un paio di giorni, prima è stato molto difficile perché nessuno di loro voleva mettersi in contatto con un giornalista, perché naturalmente essere individuati per loro espone al rischio di essere bombardati, di essere uccisi. E dunque per un mese ho provato a mettermi in contatto con loro, poi alla fine quando sono arrivato qua, grazie a degli intermediari che hanno garantito per me, spero che mi si senta. Datemi conferma per favore. Sì, si sente, sì. Ok. Sono riuscito a trovare 3 che mi hanno voluto vedere. Una era una startup, sembra di entrare in una startup di tecnologie di qualunque capitale europea, solo che questi si occupavano di come resistere al tentativo dei russi di disturbare le frequenze radio dei droni. E
poi ieri mattina sono andato a trovare un signore che mi aveva detto stai attento perché lui non parla una parola di inglese. Sono andato in una periferia industriale di Kiev, mi ha dato appuntamento in un luogo molto imprecisato, in un parcheggio, alle 9 di maggio. Ecco. Questo era uno dei rischi da mettere in conto. Io direi che noi andiamo avanti tra di noi. Quando rientra Fubini torniamo con Fubini. Quindi a questo punto chiamerei in causa Melania Mazzucco. La prima domanda si fa da sola. Per una scrittrice che ha raccontato, ha riscoperto, ha illustrato in maniera fantastica la vita del Tintoretto e quella dei suoi figli, in particolare di Marietta, la prediletta, fa anche rima. Che cosa si prova a venire qui da premiata? Allora, stavo dicendo prima, durante l'intervista preliminare, che io sono una persona che ha scoperto nel tempo di poter parlare in pubblico ovunque. Ero una persona timidissima e invece ho scoperto di poter fare lezione, insomma, per un pubblico diverso e disparato. L'unico luogo nel quale mi sento intimidita è questo, in cui la mia loquela si affievolisce. Figurati noi. Perché qui questa per me, va bene, l'avete detto anche voi, ovviamente il Tempio del Tintoretto è la sua casa, è il luogo nel quale riposa per me. Qui è stato vivo, ma qui ha lasciato la sua eredità, quindi lo sento, ma questo lo sentivo quando venivo in archivio tanti anni fa nella saletta a fare le ricerche, sento vivo, sento presente il maestro e quindi lui è sempre il maestro e io resto sempre l'apprendista nella bottega. Dunque ricevere un premio qui mi onora profondamente, però mi ricorda anche dove sono e chi c'è, chi ha fatto tutto questo. E del resto mi ricorda anche il lungo viaggio di una vita intera che ho vissuto con lui. Un po' scherzosamente dico sempre: ero la nonna figlia che è entrata nella bottega, lui non mi voleva, il maestro non voleva allievi, voleva soltanto persone che già sapessero fare qualcosa, no? Ecco, mi considero ancora così e ho imparato tantissimo scrivendo i libri su di lui, ho affinato indubbiamente un metodo di ricerca che avevo sperimentato la prima volta in un libro di alcuni anni prima, avevo scritto su Annemarie Schwarzenbach, una giornalista, fotografa e poetessa svizzera, e poi invece per il lavoro è tornato? È tornato. Ci sente? Fubini? Ok, spero che mi sentiate. Mi scuso, prima è andata via la linea per un attimo, ma adesso sembra essere buona. Allora, no, dicevo, un signore di 51 anni, abbiamo iniziato a parlare, ancora prima di entrare nel suo ufficio, e ho scoperto una serie di cose. La prima cosa che ho scoperto è che quest'uomo, da ragazzo, è entrato da cittadino sovietico nella migliore università di scienze e ingegneria della Russia, la più selettiva, perché era stato uno studente modello, aveva passato un esame difficilissimo ed è entrato a Mosca in questa scuola, in questa università incredibilmente selettiva, ed è uscito da cittadino ucraino come ingegnere assolutamente di punta. Quando è uscito è andato a fare l'agricoltore per 2 anni. Perché? Gli ho chiesto perché e lui mi ha detto: perché i miei genitori, sono nato in Ucraina, sono nato qua vicino, ma i miei genitori sono russi e quando c'è stata la fine dell'Unione Sovietica si sono trasferiti a Krasnodar in Russia, il loro lavoro non esisteva più, sono andati a fare gli agricoltori e dunque mi hanno chiesto di raggiungerli e lavorare nei campi, in un appezzamento con loro. Lo ha fatto per 2 anni, poi ha deciso di tornare in Ucraina e fare l'ingegnere, quello per cui aveva studiato. Ha fatto l'ingegnere, un ingegnere elettrico,
ha fatto una sua carriera, è diventato amministratore delegato di una multinazionale europea che ha la sua base in Ucraina e distribuisce, permettetemi di non essere troppo preciso, ma distribuisce, diciamo, strumenti tecnici e tecnologici per l'Ucraina. E lui è l'amministratore delegato per l'Ucraina di questa azienda, che va molto bene peraltro in Ucraina, della sua famiglia, e ho scoperto che la sua famiglia è tutta in Russia. Sua madre non c'è più, suo padre è rimasto a Krasnodar, e allora gli ho chiesto: ma suo padre cosa pensa della guerra? Lui mi ha detto: ma cioè, mio padre, nella stanza, nel soggiorno di mio padre c'è una televisione enorme e lui nel tempo libero è sempre là davanti, e io penso che lui mi ha detto testuale: io penso che la mente umana non sia in grado di resistere a questa massa di propaganda che arriva da fuori da quella televisione ogni giorno, ogni ora di ogni giorno. E allora gli ho chiesto: ma quando è scoppiata la guerra, quando i russi sono arrivati alle porte di Kiev, che cosa avete fatto? Cosa ha fatto lei? Ha chiamato suo padre? Sì, ho chiamato mio padre, ha detto. Cosa le ha detto suo padre? Mi ha detto, mio padre mi ha detto, cioè, non ti preoccupare, non andare dove sono gli americani e andrà tutto bene. Dice, allora gli ho chiesto: ma adesso parla ancora con suo padre? Dice, prima lo chiamavo tutti i mesi, adesso il mese scorso non l'ho chiamato perché non so più cosa dirgli. Allora gli ho chiesto degli altri familiari. Devo dire che si è messo a piangere. Mi ha detto: mio fratello era molto vicino a me, era la persona più vicina a me, ma non lo vedo da tanti anni. Faceva il medico a Krasnodar, ma è stato convinto a andare in Crimea, nella Crimea occupata, a occuparsi, diciamo, dal Covid in poi dell'ospedale locale in Crimea, di un ospedale locale di Sebastopoli, e non gli parlo più. Stessa cosa per la sorella. E lui, ho scoperto che la sua casa è a Irpin. Voi sapete che Moshun, Irpin e Bucha sono i quartieri che sono stati investiti per primi dall'invasione, e è la parte di Kiev da cui i russi hanno cercato di entrare. C'è stata una battaglia feroce che è durata un mese, dai primissimi giorni di marzo del 2022 al 4-5 aprile. In un mese migliaia di morti civili, tutte le case distrutte, e lui era lì, e gli ho chiesto: ma allora lei ha partecipato alla guerra? Lui ha detto sì, e mi ha molto colpito come lui ha risposto a questa domanda. Lui ha detto: sì, ma la mia carriera come militare non è stata di successo. Mi ha detto: io stavo in trincea, sono stato una settimana in trincea, nelle seconde linee, e poi mi sono ammalato e mi hanno portato via. Dunque nessun tentativo di presentarsi come un eroe. Allora gli ho detto: ma allora lei cosa sta facendo qua? Mi ha fatto entrare negli uffici della sua multinazionale e mi ha detto: guardi, non dovrei dirglielo perché i miei datori di lavoro in Europa non lo sanno, ma usiamo una parte del tempo di lavoro invece che fare il nostro lavoro, perché tanto l'azienda va comunque molto bene, loro sono contenti, stiamo facendo un sacco di soldi, facciamo, come dire, gli straordinari, e ci siamo messi a produrre droni. Dice: ma come vi siete messi a produrre droni? Li sta vendendo? No, li sto mandando. Dice: ma lei dove li manda? Non lo so, li affido e vanno al fronte. Mi ha fatto vedere, ha investito dalle sue tasche 50-60 mila euro, ha comprato 5 stampanti in 3D con cui stampa i pezzi di droni. Essendo chiaramente un ingegnere molto bravo, ha migliorato il modello tradizionale classico di drone kamikaze, me l'ha fatto vedere in tutte le fasi di produzione. I dipendenti stavano tutti là che montavano droni, me l'ha fatti vedere, me l'ha fatti filmare i droni, non i dipendenti ovviamente. E questi adesso producono centinaia
di droni e sono riusciti a ingrandirli, mi ha fatto vedere come funzionano, quanto costano, e devo dire, diciamo, mi ha molto colpito questa vicenda perché è una vicenda incredibilmente personale. Posso? Prego. No, scusa, abbiamo dei problemi anche di tempistica perché dalla Presidente dell'Ateneo Veneto, Antonella Magaraggia, so che ha un impegno istituzionale, quindi vorrei prima sentirla un attimo se ha qualcosa da dire, se ha una domanda, prima di doverla salutare. No, grazie per questa possibilità che mi viene data. Allora, sì, io avrei una domanda per tutti e tre. Allora, e dei ringraziamenti. Allora, intanto a Fubini un ringraziamento perché le poche cose che capisco di economia le capisco dai suoi articoli. E quindi grazie. E a lui farei questa domanda. Un anno fa c'era qui Caracciolo, il quale è una domanda sull'Europa, il quale qui e anche nel suo ultimo libro parla di bluff europeo, cioè dice che la guerra in Ucraina ci ha fatto capire che l'Europa in realtà non esiste, l'Europa che doveva garantire la pace e porsi tra le grandi potenze in realtà non è riuscita ad evitare la guerra. So che lei invece in un libro che ha scritto ha parlato dell'orgoglio italiano e dell'orgoglio europeo, mettendoli insieme, quindi volevo avere una sua opinione sull'Europa e sull'Europa in relazione anche alla guerra, purtroppo si riparla qui di guerra. A Melania invece un ringraziamento perché ci estrae dalla storia sconosciuta delle storie di donne che altrimenti non avremmo mai conosciuto, grazie Melania. E in Self Portrait, il libro che hai scritto, di questo hai detto che Vasari diceva queste donne, si riferiva a Plautilia Anelli, se cosa avrebbero fatto se avessero potuto studiare, se avessero potuto studiare i nudi, e tu invece trasformi quel se in nonostante non abbiano studiato, nonostante non potessero ritrarre i nudi, nonostante non avessero viaggiato, hanno fatto delle cose meravigliose. Allora, perché la scelta di parlare di queste donne e se continua il tuo studio? A Sammy Basso, grazie per la testimonianza che ci dà, dottor Basso. Abbiamo molto da imparare da lei. A lei volevo chiedere invece cosa si prova a decidere di studiare la propria malattia, perché lei ha fatto uno studio proprio su questo. Grazie, io mi scuso fin da ora, aspetto le vostre risposte, poi mi devo allontanare perché ho un altro impegno all'Ateneo. Ok, manteniamo l'ordine, cominciamo da Kiev, o Kiev come si dice adesso. Incomincio io? Sì. Allora, intanto vorrei dire quanto mi riempie d'orgoglio questo premio, e tra l'altro essendo Lucio un amico e premiato prima di me, sapendo quanto è bravo, quanto conosce moltissimo ciò di cui si parla, un premio che lui ha ricevuto è un enorme. È molto facile, penso. No, ci sono problemi. La Russia ha aggredito l'Ucraina. No. Così meglio? No, addirittura niente adesso. Usiamo il solito intervallo con Melania Mazzucco. Sì, l'esempio che è stato citato era un passaggio del libro Self Portrait che però... Sì. Vado avanti. Mi sentite? Sì, ma un attimo che finisce Mazzucco. Scusa. Certo. Vai. Okay. Prego. Era un passaggio del racconto, diciamo, sulla Plautilla Anelli, una pittrice del Cinquecento, una delle poche donne che è stata artista, che è stata biografata da Vasari. Secondo me nella biografia di Vasari c'era una frase chiave per capire come possiamo, secondo me, rileggere, ma non per
rifare il canone, ma non facilmente aprendo le porte soltanto perché abbiamo bisogno di inserire dei nomi femminili, no? Ma proprio di guardare alle opere create dalle donne, almeno fino alla metà del Novecento, con altri occhi. Vasari dice: cosa avrebbe fatto Plautilla Nelli se avesse potuto studiare, se avesse avuto agio comodo di studiare, se avesse potuto lavorare sulla natura e sulla vita, no? E non sulla pittura. Ovviamente questo se è il se che ha condizionato la nostra visione di tutto ciò che le scrittrici, le pittrici, le scultrici, le architettrici, insomma, hanno prodotto fino a un certo punto. Vasari era perfettamente consapevole dunque che, siamo nel 1568, anche prima, alle donne veniva negato l'accesso al sapere, e che questo era il punto. Quindi se Vasari lo sapeva tutta la società contemporanea a lui, e figuriamoci dopo. Però questo accesso è stato negato. Allora l'idea era quella di dire invece, nonostante le donne, le artiste non abbiano potuto studiare, tuttavia hanno creato. E quindi guardiamo a queste opere non in base alle loro deficienze, alla mancanza di studio dell'anatomia per le pittrici, all'incapacità di maneggiare pietre, materiali particolarmente duri per le scultrici, all'assenza di stile per le scrittrici e via dicendo, ma invece di guardare a queste opere in un altro modo. E così ho cercato di fare, quando mi sono dedicata a una delle figure più dimenticate forse della storia dell'arte, che è Plautilla Bricci, pittrice ma soprattutto architettrice. È una donna che è riuscita nel 1600 a costruire nella città di Roma, notoriamente una città maschile per eccellenza, una villa e addirittura una cappella, e probabilmente anche molto altro, perché via via adesso si sta facendo ricerca e si scoprono tante cose. Dunque mi è sempre rimasta la passione per le figure in ombra, quelli che sono rimasti indietro, che la memoria ha cancellato. Potevano essere emigranti italiani all'inizio del Novecento, poteva essere una scrittrice svizzera. Ultimamente sono state soprattutto delle artiste italiane e non solo. Non solo, perché l'ultima cosa che sto scrivendo è la storia di un esule, diciamo così, che aveva scelto invece l'Italia come proprio paese. Grazie, torniamo. Ok, spero che mi si senta meglio adesso. Sì, pare di sì, bene. Ok, allora cerco di essere conciso, chiamo un'altra rottura della linea. Allora, sì, è molto facile dire che siccome Putin ha aggredito l'Ucraina l'Europa non esiste, ma io credo che questo non sia vero. Credo che la decisione di Putin e di pochissime persone intorno a lui che sono tutte appartenute al KGB e hanno tutte vissuto la fine dell'Unione Sovietica, la fine dell'impero sovietico come l'umiliazione della loro vita, abbia molto a che fare con il revanchismo di quella generazione dei militari russi. È sempre stato sorprendente nella storia che la fine di un impero come l'impero russo, poi ereditato dall'Unione Sovietica, sia avvenuto praticamente senza versamento di sangue. Di solito la frammentazione degli imperi genera delle guerre. Pensiamo alla fine dell'impero ottomano, alla fine dell'impero austro-ungarico, alla fine della Jugoslavia. L'Unione Sovietica è finita senza che fosse versata una sola goccia di sangue, per fortuna, ma è sempre stato molto strano. Purtroppo quel sangue sta scorrendo adesso. Questo è il revanchismo di quella generazione che vuole la rivincita, esattamente come la Germania voleva la rivincita dopo Versailles, la Germania nazista. Stiamo parlando di questo fenomeno. Vuol dire che l'Europa non esiste? Forse l'Europa è debole, sicuramente ha fatto tanti errori, gli Stati Uniti hanno fatto anche tanti errori. C'è un'intervista uscita proprio stasera dell'ex, oramai ex segretario generale della NATO Stoltenberg, che dice avremmo dovuto dare più armi all'Ucraina prima e sarebbe andato meglio. Dunque sicuramente tante cose sono state fatte male, ma io ho paura piuttosto del contrario, cioè che più va avanti questa guerra, più diciamo che l'Europa è imbelle, che non serve a niente, quando la responsabilità della guerra non è dell'Europa ma di Putin, più stiamo spingendo le opinioni pubbliche a votare come l'abbiamo visto
No, stavolta facciamo Sami. Se votare in Austria nel corso di weekend, sicuro 29% il primo partito, o dobbiamo votare in est. Dunque sì, l'Europa ha dei difetti, ma sta aiutando l'Ucraina. Se l'Europa non avesse aiutato l'Ucraina oggi non ci sarebbe. Dunque non sono d'accordo con quello che ha detto Lucio. Grazie, ci fa piacere. Vai Sami. Una bella domanda. Cosa vuol dire studiare la propria malattia? In realtà mi sono inserito in questa ricerca come ricercatore da pochi anni, anche se la mia esperienza con la ricerca parte da un bel po' di tempo prima. La ricerca sulla progeria è nata più o meno negli anni 2000, quando avevo solo 5 anni, mi era stata appena diagnosticata la progeria da qualche anno, ed è nata questa ricerca da una famiglia di ricercatori a cui è nato un figlio con progeria. Dunque si è proprio iniziato a fare ricerca su questa malattia, di cui si sapeva appena il nome e qualche sintomo, e in realtà i sintomi si sapevano bene, ma le cause erano completamente sconosciute. Da lì i miei genitori e io abbiamo affiancato la ricerca fin da subito, dunque proprio cercando di creare un network di ricercatori, di sostenere i medici che studiavano la progeria e anche cercando di raccogliere fondi, cosa che stiamo tuttora facendo, da destinare interamente alla ricerca. Dunque da una parte, fin da quando avevo 5 anni ho conosciuto questa ricerca, poi quando avevo 10 anni, nel 2005, abbiamo fondato un'associazione proprio per sostenere la ricerca e raccogliere fondi, e da lì ho cominciato a metterci un po' la faccia, ad essere un po' il volto di questa ricerca, almeno qui in Italia e poi anche un po' di più nel mondo. È particolare poi cominciare a studiare la propria malattia, perché potrebbe sembrare quasi una cosa che fa paura, no? La progeria è una malattia molto complessa, dovuta da una mutazione nel DNA, in cui immaginiamo il nostro DNA che è presente in ogni cellula del nostro corpo, e possiamo immaginarlo come composto da 3 miliardi e 200 milioni di lettere. Ecco, in progeria solo una è mutata. Però questa mutazione fa sì che tutto il DNA venga usato nella maniera scorretta. E quando il DNA viene usato nella maniera scorretta c'è quello che in scienza si definisce invecchiamento. Invecchiamento che per certe cose è simile a quello fisiologico, ma che ha anche tante diversità. Quando in prima persona studio la progeria, visto che ora mi occupo solo di quello come ricercatore, studio la progeria e porto avanti delle ricerche mirate proprio a cambiare il DNA, dunque a fare ingegneria genetica su pazienti viventi, e questo è quello che ci auguriamo per il futuro. È particolare perché quando si fa ricerca si lasciano i sentimenti fuori, si guardano i dati, si guarda quello che il dato vuole dire effettivamente e si guarda tutto quello che può venire da quel dato. Poi però quando si chiude il computer o quando si esce dal laboratorio, il significato che vediamo a quel dato cambia. Nel mio caso, studiare la mia malattia mi dà molta sicurezza, perché penso che la cosa che fa più paura in assoluto non è la malattia, ma è il non sapere qualcosa della malattia. E conoscerla mi aiuta ad affrontare anche la vita in modo più sereno, in modo diverso, e poi mi dà tantissima speranza, non tanto per il mio futuro, ma per il futuro delle prossime generazioni di ragazzi con progeria. Io ho avuto tantissime persone, tantissimi ricercatori che mi hanno aiutato, adesso sono semplicemente felice di aiutare a mia volta i pazienti. Ti faccio un'altra domanda mentre salutiamo Antonella Magaraggia, grazie. Ti faccio un'altra domanda. Tu sei reduce da, non come la Fenice, una tournée in Corea, tu l'hai fatta in Cina, non sei andato per suonare, ma sei andato come testimonial, sei andato per conoscere altre persone che hanno il tuo stesso problema.
E che cosa ti ha dato questa esperienza? Mi ha dato tantissimo. La Cina è un paese veramente incredibile, completamente diverso dal nostro, con una cultura diversa, un modo di fare diverso, una mentalità diversa. Dunque, prima di tutto vedere un paese che non avevo mai visto e che è posizionato nell'altra metà di mondo, da quella in cui idealmente ci troviamo noi, è sicuramente un'esperienza che mi ha lasciato molto. Poi però appunto io e i miei genitori e anche i nostri colleghi americani eravamo lì per un meeting scientifico, dunque a questo meeting sulle malattie rare in Cina c'era una sessione dedicata a progeria e dunque siamo andati lì con 3 motivi principali: conoscere le famiglie e i pazienti cinesi, conoscere gli scienziati e i ricercatori e capire come procedere assieme, conoscere i medici e capire come trattare i pazienti. E tutte queste 3 cose per cui siamo andati sono state veramente più che soddisfatte. Dunque, dalla parte dei ricercatori abbiamo visto una ricerca molto all'avanguardia, cosa che ci ha stupito positivamente e che ci ha dato anche speranza. I medici li abbiamo visti completamente focalizzati sull'aiuto dei pazienti e ci ha fatto piacere vedere che al di là del paese dove ci si trova i medici lavorano per le stesse cose e dunque siamo convinti che si possa fare ricerca medica e sperimentazioni cliniche anche lì in Cina e dunque li appoggeremo in questo. Poi ecco, l'incontro con i pazienti e le famiglie, oltre ad essere veramente bellissimo ed emozionante, mi ha fatto vedere anche una realtà molto diversa. Io ero andato lì come rappresentante dei pazienti, anche come ricercatore, mi ero preparato il mio bel discorso, la mia bella presentazione. 2 giorni in Cina ho capito che non andava bene. Era una cultura completamente diversa. Se avessi parlato così come avevo pensato, sarei stato il classico occidentale che andava ad insegnare qualcosa in questo caso, dei cinesi. E ho capito che non era il modo giusto, perché proprio in Cina, almeno in certe fasce della popolazione, la disabilità è ancora uno stigma molto forte. Proprio passeggiando per i centri più turistici di Pechino o Shanghai ci siamo accorti che le persone mi vedevano e avevano reazioni completamente diverse da quelle che ci aspettavamo. Dunque gente che mi osservava, mi faceva foto in maniera morbosa, che mi indicava e si metteva a ridere. E abbiamo saputo dalle famiglie che molti pazienti, ad esempio, non vanno più a scuola, anche se sono molto giovani, perché subiscono bullismo in maniera molto forte e dunque hanno deciso di rimanere a casa, a volte di non uscire proprio da casa. E dunque è stata un'esperienza che mi ha messo in discussione, che mi ha anche fatto capire ancora di più che è giusto apprezzare il fatto di essere nati in Italia, e questo non è un merito, è una grande fortuna, e che l'Italia, nonostante tantissimi problemi, ce ne sono anche tanti sulle malattie rare, sulle disabilità da risolvere, è un paese in cui per fortuna si è accolti. È una cosa bella. Volevo chiedere al Presidente Baroldi se ha una domanda per Fubini, visto che l'abbiamo di nuovo recuperato. Mi sente, dottor Fubini? Mi sente? Bene. Sì, benissimo. Volevo formulare una domanda molto semplice, non so se la risposta lo sia altrettanto. Prima o poi la guerra tra Ucraina e Russia finirà. Quali conseguenze lascerà all'Europa? Quale eredità ci rimarrà? Ok, spero che mi sentiate abbastanza bene. Sì, qualche disturbo, ma la sentiamo. Ok, purtroppo la risposta dipende da come finirà la guerra. Se finisce nei termini che vanno bene alla Russia, questo sarà destabilizzante per l'Ucraina e sarà destabilizzante per l'Europa, in 2 modi diversi.
Per l'Ucraina noi dobbiamo sempre pensare che ci sono qualcosa come 500.000 di persone con le armi che sono lì nelle trincee da più di 2 anni, e se dovessero tornare a casa con quelle armi, da quella che è percepita come una sconfitta o una resa, o comunque un risultato insoddisfacente, non è trascurabile il rischio di uno scenario, non so se di guerra civile, ma simile a quello del ritorno dei reduci della Prima Guerra Mondiale in Italia nel 19, no? Dunque la violenza politica che diventa molto diffusa. Dunque per l'Ucraina sarebbe molto negativo, per l'Europa sarebbe altrettanto negativo, perché avendo investito oramai più di 100 miliardi nella difesa di questo paese avremmo perso, e questo destabilizzerebbe politicamente molti paesi, come già iniziamo a vedere, per la verità. Basta vedere come sono andate le elezioni nei Länder orientali in Germania nelle ultime settimane, o come sono andate, come dicevo, le elezioni in Austria. Per questo è importante che la guerra finisca in termini accettabili per l'Ucraina, che non sono il recupero dei territori occupati, perché è fisicamente impossibile. Questo gli ucraini, anche se non lo dicono ufficialmente, lo sanno e sono pronti a negoziare su questo, ma quello che chiedono sono garanzie di sicurezza, cioè che l'Occidente garantisca la loro sicurezza in modo che, diciamo, loro possono immaginare che la Russia non tornerà ad aggredirli dopo poco tempo. Chiedono un ingresso accelerato nell'Unione Europea per poter diventare un paese prospero, per poter diventare, non so se avete presente la Polonia, più o meno così. E vogliono la ricostruzione. C'è qualche problema? Si è bloccato. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti perché... se vai in questo modo... Il collegamento è un po' disturbato. La vediamo, la sentiamo a pezzi. No, non ce la facciamo in questo momento. Regia, abbassiamo un po' il volume e proseguiamo qui. C'è qualcuna dei giurati che ha qualcosa da chiedere? Avanti io? Avanti io. Una curiosità, 2 curiosità avrei, per Melania Mazzucco. La prima, ne accennava anche nel video introduttivo, questa rivalità Tiziano-Tintoretto. È solo leggenda o effettivamente il maestro Tiziano ha capito che quello gli avrebbe fatto le scarpe? Ma l'episodio raccontato appunto nelle biografie in sé probabilmente è inventato, anche perché ricorre poi spesso in altre biografie di artisti come una specie di topos, no? Tuttavia quando furono pubblicate le prime notizie di questo ragazzino mandato via, o che era stato pochissimo a lezione da un grande maestro, Tintoretto aveva 30 anni, era giovane, erano vivi tutti, e dunque qualcosa deve essere accaduto, perché altrimenti erano lettere di Andrea Calmo veneziano, lette fra i veneziani, quindi qualche cosa sicuramente c'era anche stato. E poi soprattutto la rivalità è testimoniata da ciò che accade dopo il 1548, quando Tintoretto dipinge per la Scuola Grande di San Marco e si impone all'attenzione della città, degli artisti, degli intendenti. E Tiziano non c'è in quel momento, è fuori, sta dipingendo per l'imperatore, e si sente spodestato dal successo di questo giovane spavaldo, e quando torna ovviamente non ci sta e cerca di stroncarlo, e questo è un fatto che tra l'altro si consuma anche qui, nel senso che c'è la grandissima parete della crocifissione nella sala dell'albergo che era ancora vuota, e
si cominciava a ventilare l'idea che potesse essere Tintoretto a farla, perché Tintoretto intanto nella chiesa di San Rocco stava facendo delle cose straordinarie e Tiziano si offre di dipingere lui per la scuola, cosa che non avrebbe mai fatto, perché ormai Tiziano era un pittore internazionale che dipingeva per i sovrani, non avrebbe mai dipinto per la scuola dei borghesi, non l'avrebbe mai fatto, tuttavia impedisce per lungo tempo a Tintoretto di farlo. E poi ci sono tante altre cose successive. Dunque la rivalità c'è stata ed è durata molto a lungo, perché poi Tiziano è morto tardissimo, Tintoretto era già quasi anziano quando muore Tiziano, quindi è vissuto nella sua ombra. Quello che però mi ha sempre molto toccato è che in realtà Tintoretto ammirava molto Tiziano. Chi ha genio e talento sa riconoscere quello degli altri, solo il mediocre, no? Non è capace di vederlo, e quindi Tintoretto, quando muore Tiziano, si impadronisce, forse alla maniera sua, in maniera un po' scorretta, non lo sappiamo, però di alcune delle tele che stavano nello studio del maestro Tiziano, le ultime, quelle che dipingeva anche con le mani, no? A macchia, e se le tiene. Cioè, nello studio di Tintoretto queste tele sono rimaste fino alla morte di Tintoretto e anche oltre. Questo mi sembra un bellissimo modo di raccontare cos'è veramente la rivalità degli artisti, qualcosa che a volte è anche crudele e si consuma con azioni perfino abiette, no? Come impedire a qualcuno, al tuo rivale, di fare ciò che ti darà gloria. E tuttavia loro si sono guardati tutta la vita, si sono guardati e quindi rispettati attraverso la pittura, e questo forse è quello che mi sembra più importante oggi, tanto tempo dopo. Una cosa, quelle cose un po' da gossip del 1500, ma Tintoretto aveva un caratteraccio, era un personaggio difficile, in famiglia insomma lasciava un po' a desiderare come padre. Il suo mondo era dipingere, veniva considerato sleale, e perfino Paolo Veronese, che era un uomo molto mite, di buon carattere, amabile, osserva amabilmente, insomma, le sue asprezze. Quindi era un uomo sicuramente risentito, aggressivo, che probabilmente vive anche di rivalsa, perché alla fine ha avuto una lunga battaglia per conquistare la sua stessa città. Era l'unico veneziano vero, Tintoretto, e però era sempre secondo a qualcun altro, no? Quindi c'era in lui questa furia determinata fondamentalmente intanto dalla consapevolezza del proprio talento e poi dalla necessità di esprimerlo. Voleva dipingere. Un'altra cosa che mi ricordo mi stupì moltissimo fu scoprire che partecipò alla fine, ormai era famosissimo, stava dipingendo a Palazzo Ducale, si era liberato dell'ombra di Tiziano, era diventato davvero il primo pittore di Venezia, partecipa a un concorso per dipingere la pala di una confraternita di tessitori, pagata tra l'altro mi sembra qualcosa come 17 ducati, cioè pochissimo, quasi niente, no? E però lui voleva essere dappertutto, cioè in questa città voleva lasciare qualcosa in ogni chiesa, in ogni palazzo, ma più nelle chiese, in ogni oratorio, in ogni piccolo altare delle grandi scuole, ma anche delle piccole confraternite. Quindi io credo gli si debba perdonare questa irruenza, a volte anche sleale. E poi sì, un padre, come erano i padri però del Cinquecento? Erano padri autoritari che decidevano e disponevano della vita dei figli, e così fece Tintoretto, decidendo che ovviamente i maschi sarebbero stati i suoi eredi, qualcuno recalcitrante come Marco, che è la pecora nera della famiglia, qualcuno devoto come Domenico, e Marietta fu un po' la sua creatura speciale a cui fece fare una vita diversa indubbiamente da quella delle altre sorelle. 4 figlie oltre Marietta, 2 mandate in convento a 14 anni, ovviamente prima del loro consenso, ma questo non è Tintoretto, è l'epoca che faceva così. E poi le 2 altre figlie destinate forse al matrimonio
lasciate quasi senza dote, perché non ha lasciato soldi, non ha mai dipinto per soldi Tintoretto, non ha lasciato ricchezze dietro di sé. E forse anche questo, cioè alla fine essere morto lasciando soltanto gli strumenti del suo mestiere, le tele incompiute che doveva finire Domenico, alcune rendite che la città gli doveva come pensioni e la casa studio nella quale far lavorare poi il resto della sua famiglia, mi sembra anche un segno che la pittura comunque veniva prima di tutto, quindi dei sentimenti, seconda forse solo a Dio, però Dio raccontato attraverso la pittura, quindi anche esso dentro questa passione. Grazie. Pier Giorgio, hai qualche altra domanda, qualche curiosità? Sì, stavo guardando, abbiamo qui il cronometro che va avanti e i tempi sono molto ristretti, quindi 2 domande velocissime. E quindi a Sammy volevo chiedere appunto, so che ha scritto recentemente un libro dedicato ad Antenore, il patrono di Padova, e quindi mi chiedevo se la mitologia è un po' la sua passione segreta. Mentre a Melania Mazzucco, scusi, Melania, quindi non è sbagliato, quindi so che ha scritto appunto 2 romanzi storici sempre dedicati al Tintoretto per rimanere un po' in tema, e quindi ha vissuto qui a Venezia per credo un paio d'anni, quindi 7 anni, ecco, ho avuto una notizia non fondata, non del tutto esatta ancora addirittura, quindi mi chiedevo anche qui se lei ha, come dire, ritiene Venezia in qualche maniera una città del cuore, visto i legami artistici appunto che l'hanno coinvolta, e come trova Venezia anche da allora rispetto a quello che oggi è appunto diciamo invasa dai turisti. Adesso faccio il moderatore. Risposte brevi? No, va bene Melania, però brevi perché dopo ci sono altre domande. No, prego, poi vai Sami, vai. Sì, la passione per la mitologia non è una passione segreta, perché ormai lo sanno tutti. Sì. Ho scritto questo libro su Antenore, il mitico fondatore di Padova, che come Enea viene da Troia dopo la famosissima guerra e la vicenda del cavallo di Troia e ovviamente la caduta proprio della città. E sì, la mitologia è sempre stata una passione fin da quando ero bambino, fin da quando così alle medie la prof spiegava un po' l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, eccetera. Io mi immaginavo questi eroi che combattevano, questi intrighi di potere, gli dei che si esprimevano proprio nel mondo concreto, e dunque mi è sempre stata una passione, subito appunto legata più all'immaginazione. Poi crescendo mi sono andato a leggere i vari miti e ho visto veramente che l'uomo antico nei miti metteva tutto se stesso, era un modo per parlare alle generazioni future. E la cosa forte è che sebbene si parla di un mondo lontano dai 2500 ai 3000 anni, nonostante la società sia enormemente cambiata, nonostante ci sia la scienza, ci sia la medicina moderna, ci sia la tecnologia e l'elettronica, le domande essenziali che si facevano l'uomo antico sono le stesse che si fa ancora l'uomo moderno. E dunque la mitologia per me è un mondo completamente, come dire, esplicativo, che non ci dà tante risposte, ma ci fa fare tante domande giuste. Grazie. E dunque, se volete leggere il libro mi farete sapere com'è. Passa il microfono a Melania. Io ho vissuto a Venezia 7 inverni in realtà, perché arrivavo di solito il 15 novembre, 20 novembre, quando la stagione turistica si cominciava un po' a spegnere, quindi ho un ricordo meraviglioso rimanevo fino a primavera, andando via magari per i giorni di carnevale, perché la città diventava un po', non lo sapevo, però sì,
E nel corso di quegli anni la cosa più bella è stata radicarsi nella città. Quando sono arrivata, confesso che sono arrivata anche un po' per nascondermi, perché avevo vinto il premio Strega, ero diventata anche un volto noto. Insomma, per me era un po' strano, perché gli scrittori e le scrittrici alla fine non sono dei personaggi, o comunque io non volevo esserlo. E a Venezia mi sentivo più protetta e più riparata, e così siamo arrivati qua che non conoscevamo nessuno, e nel giro di qualche anno stranamente invece abbiamo messo radici e amicizie che durano tuttora, e mi sono sempre sentita a casa, sinceramente. Tant'è che poi forse una delle cose più belle che mi è capitata nella vita è stata quando proprio i confratelli mi hanno nominato consorella d'onore della scuola di San Rocco. Io non sono veneziana, quindi non avrei mai potuto far parte della confraternita, però mi sono sempre sentita parte di questa città, di cui ho visto quindi la sofferenza, le politiche scellerate, lo spopolamento, la desertificazione di alcuni sestieri nei quali avevo abitato, che ancora erano vivi quando sono venuta 15 anni fa e ora sono vuoti. Ma quello che succede a Venezia è solo comunque è stato solo una proiezione in anteprima di quello che sarebbe successo poi anche nella mia Roma, nella quale ho visto accadere poi le stesse cose, e quindi credo che questo poi mi ha anche fatto pensare molto sulle politiche culturali che dovremmo, politiche però proprio, che dovremmo attuare, insomma, con le nostre amministrazioni per difendere le nostre vite da un turismo che in realtà non ci lascia niente, no? Ma che ci impoverisce. Quindi cercare di far cultura raccontando delle storie è un po' il modo diverso, cioè riappropriamoci, no, delle nostre città, amiamole e non diventiamo gli affittacamere che sono stati i romani e i veneziani per tantissimo tempo. Ecco. Grazie. Abbiamo ancora pochissimi minuti. Beppe Gioia, la domanda flash. Una domanda strana che mi è venuta in mente collegando Fubini e Mazzucco. Ma ancora lei, dopo tante delusioni, crede possibile che l'arte, la bellezza abbia la capacità di fermare le guerre, o è soltanto un piacevole detto che viene affermato ogni tanto per dire che solo l'arte può fermare, la bellezza dell'arte può fermare? No, so che né l'amare la letteratura, né essere degli scrittori, né essere dei pittori o degli artisti ha mai fermato l'orrore, anzi a volte gli scrittori sono stati coinvolti in storie tremende, sono diventati ideologi di ideologie aberranti, quindi no, sicuramente né la letteratura né l'arte hanno mai salvato nessuno. Tuttavia è anche vero che quando ci sono per esempio le guerre si verifica un fenomeno sorprendente, che scopriamo quanto invece l'arte ci appartiene, no? E noi italiani siamo stati i primi nel 1914-15 a mobilitarci per difendere per esempio il patrimonio artistico dalla prima guerra mondiale, dai bombardamenti, dalle invasioni, e quello che successe all'epoca fu che le soprintendenze avevano mandato dei professori a cercare di requisire le opere per metterle al sicuro, no? E la popolazione si ribellava, ma non perché non volesse salvare le loro pale piuttosto che i loro altari di legno, ma perché dicevano l'arte ci appartiene, cioè è nostra, e quindi avevano paura che queste opere fossero portate via, no? Quindi paradossalmente c'è qualcosa che accade nel momento in cui si scopre quanto è fragile l'arte, viene distrutta. È facile bombardare una casa, una chiesa dove c'è una pala, un museo, è facilissimo, però in quel momento ci si accorge che quello che ci sta dentro non è semplicemente appunto colori ben messi su una parete, ma qualcosa che fa parte della nostra anima, no? E quindi forse paradossalmente l'unica cosa che accade durante una guerra o una distruzione è scoprire il senso vero forse dell'arte. Grazie. Professoressa Belli.
Devo dire che Melania Mazzucco ha avuto una grandissima responsabilità, che è stata quella di parlare d'arte, di far amare per esempio il nostro Tintoretto a una platea larghissima. E allora io mi sono sempre chiesta, è un libro che ho molto amato, da cui ho anche imparato, naturalmente cercando con l'attenzione e la cura dello storico dell'arte, che ha bisogno di affermare delle notizie, delle informazioni, ovviamente stando sempre molto attento al discorso del documento. Allora io volevo chiederle, ma quando lei costruisce, io so che lei ha lavorato tantissimo, 7 anni, quindi vuol dire 7 anni di ricerche, chiaramente biblioteche, letture, eccetera, e anche sguardi. Ecco, dove c'è il confine quando si tratta di un argomento che ha comunque una valenza scientifica, che poi viene dato al pubblico, che lo leggerà? Noi conosciamo alcune celebri biografie di Michelangelo, eccetera, che erano un po' tutte romanzate, costruite sull'immaginario, che si creano poi degli stereotipi rispetto al lavoro di un artista. Allora io le chiedo qual è il confine tra immaginazione e verità storica di un'operazione su figure complesse come è stato nel caso di Tintoretto, o anche di quel bellissimo libro Il Museo del Mondo, dove ci sono questi flash interessanti sull'arte. Ho pochissimo tempo e la domanda è bellissima e spero ci rincontreremo per approfondire. Nei miei lavori su Tintoretto ho scelto una strada che poi non ho ripetuto negli altri. Ho separato la narrazione dalla biografia. La lunga attesa dell'angelo è un romanzo, dichiara di esserlo e vuole essere letto come un romanzo, ed era la mia idea di scrivere il romanzo della famiglia Tintoretto a partire anche dalla leggenda che Tintoretto stesso aveva raccontato, perché Tintoretto ha raccontato un sacco di bugie sulla sua famiglia ed era bello secondo me reinterpretare questa storia modernamente. E volevo che fosse un romanzo, quindi da leggere, abbandonandosi al piacere della lettura, magari facendosi delle domande, no? Se queste cose sono realmente accadute o meno. Poi il secondo libro, Giacomo Tintoretto e i suoi figli, è una biografia invece, e quindi la biografia nasce sulla ricerca, infatti i 2 libri non corrispondono, nel senso che nel romanzo ci sono delle cose che poi la biografia dimostra, diciamo, non vere, no? Perché appartengono alla leggenda del Tintoretto. Quindi avevo scelto proprio di separare anche stilisticamente, ma soprattutto come la biografia ha le note, le fonti archivistiche, i fatti, i quadri, eccetera. Il romanzo va letto così. Poi in altri libri, come L'architettrice, che ho scritto su Plautilla Briccia, ho deciso anche lì, questo è un romanzo, voglio che sia letto come un romanzo. Ho pubblicato le fonti online, neanche dentro lo stesso volume, e di tutti gli episodi del libro, che possono sembrare i più strani, i più inventati, così ho fornito, diciamo, la fonte, in maniera che esattamente chi voglia approfondire il lavoro scientifico sull'artista vada a ripartire dai documenti, e gli altri spero di avergli regalato una figura di artista che è capace di creare un immaginario, però sempre partendo, ecco, sempre dai dati, dai fatti, quindi mai inventando, non ce n'è bisogno secondo me, ecco. Grazie. Grazie. Potremmo andare avanti ancora un paio d'ore, ma non lo faremo, state tranquilli. Ringrazio Amerigo Restucci e Alberto Sinigaglia per aver rinunciato a fare le domande, che questo è un grosso contributo che avete dato. Nel senso... E vorrei chiudere con Sammy. Vorrei chiudere con una domanda un più intima. Io so che hai una profonda fede. Oggi, tra l'altro, è il giorno di San Francesco. Tu porti il simbolo di San Francesco al collo. È solo una coincidenza che tu venga premiato oggi. Ma quanto la fede è servita per darti forza? La fede è stata fondamentale, nel senso che da sempre, insomma, la mia famiglia è una famiglia molto credente, in cui la fede ha avuto sempre un ruolo principale nelle nostre vite, in una maniera anche molto pratica, non solo teorica.
Dunque sono sempre stato immerso in un ambiente di fede. Poi però la fede l'ho anche messa in dubbio in maniera forte, e quando avevo 12 anni è partita la prima sperimentazione clinica su pazienti con progeria, e forse in quel momento mi sono reso conto anche di più di cosa volesse dire avere la progeria e convivere con una malattia simile. Dunque ho messo in dubbio tutta la mia vita, e visto che comunque tutta la mia vita era basata sulla fede, ho messo in dubbio anche la fede. E per un bel po' avrei potuto definirmi ateo, nel senso che non sentivo più niente, non che ci sia niente di male, però era una mancanza che per l'appunto mancava. E ho cominciato a studiare le varie religioni, i vari testi sacri, lo faccio tuttora. Poi ho capito che appunto il cristianesimo era la mia religione, ma non solo religione, proprio fede. Non era tanto un discorso di appartenenza, era un discorso proprio di sentire di credere a qualcosa e sentire una connessione che avevo ritrovato con Dio. Poi San Francesco è sempre una guida molto forte, perché San Francesco era un amante della natura e da buon scienziato io studio la natura, e San Francesco aveva quella povertà interiore molto forte. Gli diceva di spogliarsi degli abiti, ma non era solo uno spogliarsi fisico, era proprio un togliere tutti quei gusci che non erano necessari. E credo che più realisti si è, più autentici più che altro si è, e meglio viviamo. E la figura di San Francesco, ma ancora di più la figura di Gesù, ci insegna proprio questo, il fatto di dire, no, si continua a dire non seguite gli idoli, proprio perché gli idoli di per sé sono una rappresentazione falsa della realtà di quello che siamo, e invece dobbiamo arrivare sempre di più al vero. E dunque la fede per me è fondamentale, perché mi dà una ragione, mi dà una bussola, e soprattutto si accoppia benissimo all'ambito scientifico, perché per chi crede tutto questo mondo è comunque creato da qualcuno, e studiare questo mondo vuol dire anche studiare il suo creatore, e dunque per me è un discorso di fede. Grazie. Bene, adesso io mi riposo e facciamo lavorare Claudia. Eccomi di nuovo insieme a voi, e adesso per chiudere questo momento vorrei invitare Damiano Rizzi a fare una breve riflessione. È la 14ª edizione del premio, dicevamo, ma immagino che l'emozione sia sempre grande da parte di chi lavora al premio a fianco con gli altri membri dell'associazione, ma è anche chiaramente coinvolto sul piano affettivo, essendo il figlio di Paolo Rizzi. Damiano. Grazie Claudia, hai detto una parola, riflessione. Io ormai da un po' d'anni, 14, per spezzare l'ansia di questo premio, qualche sera prima mi metto a scrivere qualche cosa e cerco di dare un senso a questo premio. E per deformazione professionale, meglio dire semiprofessionale, do sempre un titolo. Il titolo che do questa sera è I valori di un premio. A volte ci chiediamo se ciò che facciamo è giusto, se ciò che perseguiamo con fatica e passione in realtà ci soddisfa pienamente. Nella vita me lo sono chiesto in molte occasioni, soprattutto negli ultimi tempi, quando insomma comprendi che sei diventato grande e che sempre più percepisci che il tempo non va sprecato, neanche un attimo, e che in fondo l'essenza della vita sta in quei valori che ti sei posto di cercare e assimilare. Ecco allora la risposta alla domanda riguardo a questo premio, che sempre più negli anni cerca di esprimere il suo valore, ma soprattutto di esprimere quei valori che oggi sempre più tendono a venire sopraffatti da accadimenti sempre più sconvolgenti. Sì, oggi sempre più sono convinto che ne valeva la pena e che questo premio doveva essere proprio così come lo vediamo oggi, con i suoi protagonisti, il suo pubblico, la sua scena, straordinaria fucina di arte e di storia. I nostri premiati sono giornalisti, spesso impegnati su fronti difficili, che cercano di farci capire la realtà delle cose, e poi storici, critici, scrittori, che ci illuminano sul passato e le molteplici espressioni dell'uomo.
ma anche giovani. E quest'anno ce n'è uno di particolare, che con la loro forza, la loro capacità, la loro sensibilità, riescono a dimostrarci che i confini della vita possono andare oltre a ogni immaginazione. Qui oggi, proprio un giovane, oggi, ce ne dà un esempio. Citando esempi e valori ci sono poi quelli rappresentati da una giuria di cui vado, della quale andiamo fieri. Con i suoi illustri componenti rappresenta una città da sempre lungimirante nel campo della giustizia e dell'accoglienza e che oggi ha fatto dell'arte e della cultura il suo emblema. Ci sono infine due valori morali che da sempre caratterizzano questo premio: quello della riconoscenza e del rispetto di un figlio che deve mantenere il dovere di ricordare un padre o una madre, e quello dell'amicizia, principio fondante in questo caso di un evento nato dal nulla. Grazie al lavoro, alla fiducia, all'affetto di persone che hanno fin dall'inizio creduto in noi e in un progetto nato al di sopra di ogni interesse, su principi di libertà e di indipendenza. Così abbiamo fortemente voluto questo premio, che oggi più che mai, grazie a queste persone sul palco e grazie a voi, ci rende orgogliosi. Grazie a Damiano Rizzi. Anche per questa edizione il premio Paolo Rizzi rinnova la sua collaborazione con l'Istituto Professionale Andrea Barbarigo di Venezia. Gli studenti vi hanno accolti all'ingresso nella Scuola Grande di San Rocco e alcuni di loro ci assisteranno adesso nel momento delle premiazioni, e quindi invito Mattia, Federica e Dragos, che frequentano la quarta F dell'istituto, ad avvicinarsi al palco, e saluto anche la professoressa Laura Marian che li accompagna questa sera. Vogliamo infatti parlare ed illustrare i premi che verranno ora consegnati. Comincio con il menzionare le coppe Archimede Seguso. Dal 2010 c'è questo binomio tra la vetreria Archimede Seguso e il premio Paolo Rizzi. Di anno in anno si è rinnovata questa collaborazione e dal 2022, con la formula che prevede le 3 diverse sezioni, la coppa è diventata in realtà una trilogia di coppe, ciascuna di colore diverso, che corrisponde a diversa sezione. Archimede Seguso era legato da amicizia e profondo rispetto a Paolo Rizzi, sentimenti che sono sfociati insieme al lavoro di ricerca in una raccolta nota come i Quaderni di Archimede Seguso, e quindi un'altra testimonianza di ciò che ha lasciato Paolo Rizzi. E adesso le coppe verranno preparate e partiamo dalla prima, che verrà assegnata. Non solo le coppe, ma abbiamo anche altri omaggi che vengono consegnati. Anche in questo caso si tratta di collaborazioni rinnovate di anno in anno, e parlo della tenuta di Venissa, che porta qui stasera il suo Venissa Rosso 2017. La storia della tenuta sarebbe veramente molto interessante da raccontare, perché dobbiamo a Gianluca Bisol il fatto che sia stata recuperata la tradizione vitivinicola qui nelle terre veneziane, una tradizione che si era persa di recente, relativamente recente, quando nel 1966, l'anno dell'Acqua Granda, erano andati distrutti anche gli ultimi vigneti, ma grazie anche qui ad un lavoro di ricerca di tipo agronomico sono stati recuperati gli antichi vigneti, quello di Dorona, ma poi anche altre tipologie, che oggi vengono coltivati appunto in questa tenuta che si trova nell'isola di Mazzorbo, in un luogo tra l'altro molto suggestivo, un clos circondato da mura medievali, con all'interno anche un campanile trecentesco, un luogo sicuramente piacevole anche da visitare, ma che ci delizia con prodotti eccellenti del territorio. E ancora verrà consegnata ai premiati un'opera grafica di Gianmaria Potenza, di cui parleremo però tra poco. Adesso direi che possiamo quindi cominciare con le premiazioni, e per questo motivo invito Pier Giorgio Baroldi, assieme anche a Vittorio Pierobon e a Damiano Rizzi, a raggiungermi e a prepararci qui al centro del palco.
Nel frattempo vedo che abbiamo recuperato il collegamento con il dottor Fubini, che adesso può seguire. Siamo arrivati al momento della premiazione, quindi partendo dalla sezione giornalismo, per la quale abbiamo la Coppa Archimede Seguso Verde, e vorrei chiamare peraltro anche in rappresentanza di questi premi che vengono dati Gino Seguso per la vetreria Seguso, mentre per la tenuta Venissa abbiamo Matteo Turato in rappresentanza della famiglia Bisol. Mi trasferisco da questo lato per agevolare le operazioni di premiazione, e allora dicevamo sezione giornalismo con la Coppa Archimede Seguso di colore verde, il vino e l'opera grafica che va a Federico Rubini. Viene a ritirare il premio, Fubini, viene a ritirare il premio la nipote Elena. Chiediamo quindi di passare la coppa, ecco, la consegna Gino Seguso. Qualche istante per le foto. Premio Rizzi 2024, sezione giornalismo Federico Fubini, che ringraziamo per essere riuscito a regalarci le sue impressioni, le sue riflessioni, nonostante la difficoltà del collegamento. Abbiamo avuto comunque la possibilità di dialogare insieme, e per questo motivo ovviamente lo ringraziamo. Grazie a voi. E insieme a questi omaggi anche una copia del libro Le belle figurine di Paolo Rizzi. E adesso possiamo passare quindi alla prossima sezione. Invito Elena a tornare in platea, sì. Passiamo quindi alla sezione Arte e Cultura, Premio Rizzi 2024, che viene consegnato a Melania Mazzucco. Coppa Archimede Seguso di colore blu cobalto in questo caso. La consegna da parte di Gino Seguso. E le foto di rito. Ovviamente ci sono anche gli altri omaggi, il vino rosso Venissa 2017, l'opera grafica, che in questo momento vengono esposti a favore del pubblico e verranno poi ritirati in un secondo momento dai premiati. Qualche scambio di battute, ancora le foto che andranno a ricordo di questa edizione del premio Paolo Rizzi, ed ora siamo pronti per passare all'ultima sezione. Invito Melania Mazzucco di nuovo ad accomodarsi, grazie, e passiamo alla sezione Società Premio Paolo Rizzi 2024, che viene consegnato a Sammy Basso. Coppa Archimede Seguso di color cristallo, trasparente. Abbiamo anche l'opera grafica che includiamo nelle nostre foto e la bottiglia di Venissa rosso. Ci chiedono ancora una foto, intanto ringraziamo chi sta effettuando anche le riprese video di questa edizione del premio, ringraziamo la regia che ha dovuto far fronte anche al collegamento non facile sicuramente.
Ed ora Damiano Rizzi, il presidente Vittorio Perobon possono tornare a prendere posto qui sul palcoscenico, mentre vorrei chiamare il presidente Piergiorgio Baroldi a stare qui con me, perché adesso vorremmo appunto andare a presentare anche le altre opere che avrete notato esposte qui sul tavolo dei premi e che sono delle creazioni del maestro Gian Maria Potenza. Allora intanto lo invito a raggiungerci e nel frattempo racconto un po' la storia del maestro, che nasce a Venezia e si distingue per il suo ruolo rilevante nell'ambito artistico veneziano dal secondo dopoguerra sino ad oggi. Un'opera, la sua, che si caratterizza per un'innovazione costante e una ricca sperimentazione di tecniche e materiali attraverso le quali ha superato i confini tradizionali tra arte, scultura e design. Socio fondatore dell'associazione Paolo Rizzi, a cui era legato da amicizia e stima profonda, e Paolo Rizzi dedicò peraltro numerosi scritti all'arte del maestro veneziano, che definì un'operazione culturale attualissima. E poi la storia sarebbe ancora molto ricca di altri meriti, ma non vorrei dilungarmi troppo, perché adesso abbiamo il momento della consegna di queste creazioni che sono state realizzate dal maestro Potenza ai premiati che sono qui con noi. Pier Giorgio? Sì, grazie, hai già detto tutto tu e questo mi fa piacere, quindi non ho omesso nulla, visto che è già stato fatto. Con Gian Maria è sempre un piacere essere in tua compagnia per fare una rima più o meno baciata. Ecco, 2 parole le dici tu. E allora, intanto Paolo Rizzi era, come ha detto, un mio grande amico, ma soprattutto è stato un grande critico, cioè non era il critico nazionale, grande nome, è stato un grande critico per Venezia e per la zona della nostra provincia e del Veneto, ma è stato il critico che veniva in studio da me e diceva: no, Gian Maria, questo qua è meglio di no, guarda, fai avanti così. Ed mi ha aiutato moltissimo nel crescere nella mia arte. Grazie Gian Maria. Gian Maria è sempre presente, tra l'altro credo dobbiamo ricordare, ci sono anche delle immagini che vanno, quindi ci sarà una grande mostra tua nel prossimo mese di maggio, mi pare, inizierà, e poi di qualcosa tu che è meglio. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre in regione Palazzo Ferrofini della regione Veneto a Venezia. E poi, se il comune vorrà farla, perché stanno lavorando, nel 26 dovrebbero festeggiare i miei 90 anni, perciò speriamo bene. Sì, sicuramente. Ecco un altro appuntamento però. Ciao. Ecco, vi aspetto tutti lunedì prossimo, perché presentiamo all'Ateneo Veneto il libro sui lavori della cattedrale di Cremona che ho appena fatto, cioè che ho finito nel 2022. E sarà un libro molto bello, con personaggi molto importanti, ci sarà anche il vescovo di Cremona e poi personaggi importanti. Vi aspetto tutti. Grazie Gian Maria. Prego. Ora invitiamo i giurati, che menzionerò uno ad uno, a venire a ritirare questo omaggio artistico e a rimanere poi qui davanti, perché scatteremo una foto ricordo tutti insieme. Comincio quindi con il chiamare Gabriella Belli. Procediamo con la consegna. E poi la nostra storica dell'arte rimarrà qui. Quindi vado avanti con il chiamare Beppe Gioia, giornalista, già caporedattore RAI del Veneto. Ringraziamo sempre i nostri studenti dell'Istituto Barbarigo che ci assistono in questi momenti delle premiazioni.
Proseguo ora chiamando Amerigo Restucci. Alberto Sinigaglia. Nel frattempo vedo che i giurati hanno disatteso un po' le mie indicazioni, vi chiedevo gentilmente, rinnovo l'invito se volete rimanere qui perché faremo una foto tutti insieme. Mi sono permessa di fare un gentile richiamo, ovviamente. Eccoci qui e non può mancare Damiano Rizzi, ovviamente. Attendiamo per la consegna dell'omaggio artistico anche a Damiano Rizzi, allora maestro Potenza, anche a Damiano. E adesso sì, con la giuria al completo abbiamo anche il presidente Vittorio Pierobon. Presidente, non manchi di onorarci della sua presenza. Omaggio. Venite anche voi, prego. Invitiamo certo anche i premiati per un'altra foto che comprende giuria e premiati tutti insieme. Sono momenti di rito, come si suol dire, ma che comunque vanno poi a costruire quella che è la storia del premio, quindi ci piace anche conservare queste immagini, questi scatti che raccontano le varie edizioni del premio Paolo Rizzi. Nato nel 2010, ricordiamo, siamo alla 14ª edizione. E adesso abbiamo completato, quindi invito i giurati a ritornare pure ad accomodarsi. Siamo al momento finale, quello dei ringraziamenti, in cui sarà protagonista il presidente Piergiorgio Baroldi, a cui cederò la parola, e intanto preannuncio anche che questo nostro momento si concluderà poi con qualche istante da trascorrere insieme nella sala del Portego al piano terra, dove ci attende poi il momento del rinfresco offerto dal ristorante Idoforni di Eligio Paties. Salutiamo anche il maestro Potenza e lo ringraziamo ovviamente. Adesso la parola al presidente Baroldi. Grazie ancora. Allora, qualche ringraziamento me lo permetterete, sarà inevitabile, diciamo. Allora, innanzitutto Claudia Vigato, un ringraziamento a te, che è la nostra super conduttrice. Siamo alla 5ª edizione, mi pare, con te? Sì, credo di sì, e ringrazio, permettimi Piergiorgio, voglio ringraziare Rina del Canton, che è past president, grazie alla quale sono qui. Grazie Rina. E mi associo, e ce l'avevo in elenco, approfittiamo, grazie Rina. Un ringraziamento a Giovanna Palazzi, coordinatrice del premio e tesoriere dell'associazione. Ecco qua. E poi farei andare un piccolo contributo, come si usa dire, per ringraziare i miei compagni di viaggio del consiglio direttivo. Roberto Cortellazzo Via, Luca Fontanella, che è il nostro segretario, Antonio Ganz, Antonietta Grandesso, anche responsabile di Spazio Tetis, Francesco Iannuzzi, mio vicepresidente, Adriano Oggiano, recente acquisto, Giovanna Palazzi, che abbiamo già qui, Enzo Santese, il nostro effervescente professore, Jacopo Scarpa,
nostro grande antiquario, io lo chiamo l'antiquario di Venezia, questa signora l'abbiamo vista, e poi abbiamo Alessia Grinfan, che è una nostra supporter di comunicazione, una giovane non in consiglio ma che ci dà una mano molto spesso. Bene, proseguirei velocemente, puoi accomodarti, e proseguirei appunto con un ringraziamento a Giovanni Agliata di Montereale, amico e sostenitore del Premio Rizzi, che con la Fondazione Archivio Vittorio Cini offre un sostegno concreto su vari fronti alla nostra macchina organizzativa. Purtroppo stasera non è potuto essere con noi, tra l'altro mi aveva anche detto che se riusciva mi mandava un saluto video, ma non ce l'ha fatta. Poi alle istituzioni che ci hanno concesso il patrocinio, quindi la Regione Veneto, il Comune di Venezia, le città in festa, il Gazzettino e l'Ordine dei giornalisti del Consiglio regionale del Veneto, con il Consiglio regionale del Veneto. A conclusione, diciamo che invito sul palco per alcune foto di gruppo anche finali Gino Seguso per la vetreria artistica Seguso, è già andato, quindi le foto le ha già fatte, quindi Gianluca e Matteo Bisol ringrazio e invito Matteo Turato, che è stato prima qui con noi, a venire sul palco, Alessandra Patti per Atlantis Master Italia, se è in sala, non so se è arrivato Eligio Paties, che col suo ristorante Do Forni alla fine di questa serata, come nelle ultime occasioni, ci offrirà uno splendido rinfresco al piano di sotto, dove poi ci recheremo. Il Prosecco Ardenghi, abbiamo il rappresentante Mattia Ardenghi, se è in sala, lo prego di venire sul palco, e poi la Fondazione Potenza Tamini, appunto, che abbiamo avuto l'onore appunto da parte del maestro Potenza. Ringrazio naturalmente ancora l'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Barbarigo, un ringraziamento speciale a tutto lo staff e ai giovani studenti che ci consentono appunto questa gestione di questi eventi. E ringrazio la Croce Verde di Mestre che ci assiste per ogni evenienza. E infine, in disordine, in un mio disordine, Fabrizio Costantini alla regia, il BAIF Burano Artificial Intelligence Film Festival per il supporto alla realizzazione e organizzazione dei video. Questo festival è un festival dedicato alla intelligenza artificiale, sono tutti film che si terranno presso Tetis, lo spazio Tetis, dal 15 al 19 di ottobre. Infine, ma non infine, al padrone di casa, quindi la Scuola Grande di San Rocco, e a tutti quelli che hanno lavorato, spesso dietro le quinte, ringraziamenti che rivolgo innanzitutto a Vittorio Pierobon, preziosissimo presidente di giuria, a tutti i giurati naturalmente, a Damiano Rizzi, presidente onorario e curatore del premio, a Rina dal Canton, che ha ideato e portato avanti con dedizione e grinta per 10 anni questa macchina, e ai soci che sostengono l'associazione, in particolare a coloro che sempre attivamente si rendono disponibili. A tutti i protagonisti delle nostre iniziative, e sono veramente tanti e tanti, a Cassagredo che ospita la nostra sede,
a tutte le sedi che hanno ospitato i nostri eventi, una per tutte M9, Museo del Novecento, con il quale abbiamo iniziato un rapporto l'anno scorso e che proseguiremo a presto. Mi inserisco soltanto un secondo per ringraziare anche Studio Sistema di Adriana Vianello e Andrea De Marchi per la comunicazione. Ma non mi lasci il tempo di dirlo, quindi va benissimo. Ho ascoltato le indicazioni di Damiano che fremeva qui, ci dietro. teneva e ci tengo anch'io, ma me lo sarei ricordato. Bene, come dice? No, c'è anche il maestro, aspetti un attimo. No. Sì, la facciamo la fotografia? Sono le 9 domani. Allora, ultimo, bravo. Allora, alla fine, chiudo, tutti coloro che insieme a noi hanno condiviso eventi e iniziative, e tra questi School International Venezia, AIAPI, Lions Club, Comune di Venezia, Comune di Stra e Comune di Asolo. Ho finito, mi pare, aspetta. Sì, un ringraziamento a quelli che non ho citato. Grazie, alla prossima edizione. Buona serata. Ed è scattato l'applauso e adesso ci trasferiamo nella sala del Portico della Scuola Grande di San Rocco, mentre qui vengono scattate le ultime foto per stare insieme e gustare il rinfresco che ci viene offerto dal ristorante I Due Forni di Eligio Paties, accompagnato dai vini offerti dall'azienda Vini Ardenghi di Conegliano. E vi diamo l'arrivederci alla 15ª edizione, quindi appuntamento al 2025. Grazie ancora per essere stati con noi, sempre nel ricordo di Paolo Rizzi, e buon proseguimento di serata.